Affitti cresciuti del 16% e metà dei contratti con durata al di sotto dei 3 anni. È la fotografia della situazione case a Venezia, diventata la più cara del Veneto. Il prezzo medio al mese è di 967 euro, 240 in più rispetto agli altri capoluoghi italiani. Una cifra che è chiara a tutti cosa vuol dire: l'impossibilità di pagarsi un affitto. I salari e le pensioni sono ferme mentre gli affitti crescono. E cosa viene premiata? Viene premiata la rendita, tra 2 e 3 mila euro la resa di un appartamento turistico. Questa è la distanza tra la possibilità di avere una casa e i costi del mercato immobiliare. Chi viene qui per vivere, per lavorare, non riesce a trovare una casa. Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, sottolinea la CGIL, è evidente che la situazione cambia molto velocemente e che i contratti siano più brevi addirittura di Padova, città a trazione universitaria. L'aumento medio degli affitti di 132 euro, intanto, sottolinea la CGIL, è diventato insostenibile per lavoratori e pensionati, il cui reddito è fermo da anni. Gli affitti brevi, stando ai dati, interessano sempre più anche la terraferma e il territorio extracomunale, oltre che Venezia Centro. Insomma, una vera emergenza a casa, e da qui la proposta di un'agenzia in grado di gestire e coordinare il patrimonio pubblico veneziano. Con risorse pubbliche per fare in modo che davvero ci sia la possibilità di accedere a una casa. E questo serve farlo mettendo insieme tutte le istituzioni e l'importantissimo patrimonio immobiliare pubblico sfitto o da restaurare, perché senza questo noi non offriremo mai la possibilità non solo di ripopolare Venezia, ma di offrire un'opportunità ai giovani, a chi vuole costruirsi una vita indipendente, a chi vuole davvero avere una casa dignitosa a prezzi accessibili.